Il motomondiale ha fatto tappa a Valencia in Spagna per l'ultimo appuntamento della stagione a 2 settimane dalla scomparsa di Marco Simoncelli. Tutti in pista i piloti del mondiale per ricordare il centauro romagnolo. Un serpentone di circa 70 moto ha percorso il circuito di Valencia per ricordare il pilota italiano scomparso tragicamente a Sepang. Nelle competizioni è stato un pilota di 17 anni, l'ultimo a vincere la gara della 125. Si tratta dell'iberico Maverick Vinales con l'Aprilia, che ha così ottenuto un poker di vittorie nel suo primo mondiale. Seconda piazza per il neocampione del mondo Nico Terrell. Questo mondiale 2011 della 125 era il 62esimo per le Marche, il 63esimo per i piloti dal 1949 e fatalmente anche l'ultimo nella storia dell'ottavo di litro. Il tedesco Stefan Bradl con la Kalex si è laureato campione del mondo nella categoria Moto2, mentre l'ultima gara del mondiale di questa categoria è stata vinta dal pilota di San Giovanni Rotondo Michele Pirro con la Milwaukee, che ha dominato il Gran Premio della Comunità Valenziana. Nella MotoGP a vincere sotto alla bandiera a scacchi è stato l'australiano Casey Stoner con la Honda, che si era fatto passare dall'americano Ben Spice su Yamaha, ma il neocampione del mondo ha vinto sfruttando al massimo l'accelerazione della sua Honda. Fuori gara Rossi, coinvolto in una caduta, è stata anche l'ultima competizione di Loris Capirossi, che sulle piste ha passato 22 anni e ha corso 328 volte. Il fatturato netto della Ferrari si attesta sulla cifra record di 1.605 milioni, con una crescita del 18,9%, mentre le vetture consegnate sono state 5.165, il 12,3% in più rispetto allo scorso anno. L'utile della gestione ordinaria di 212 milioni è stato 10,9% volte superiore al 2010. Le vendite sono volate e volano in America e in Asia. Un anno straordinario nella storia della Ferrari, nonostante un contesto economico mondiale che resta ancora incerto. Il circuito di Misano, l'autodromo della Riviera Riminese, che ospita una gara motomondiale, porterà il nome di Marco Simoncelli. Lo ha deliberato il Consiglio di amministrazione del Santa Monica SPA, che ha accolto la proposta di associare il nome dell'impianto al pilota morto nell'incidente a Sepang. Nella stagione della GP2 Serie si avvia al termine. Dall'11 al 13 novembre 2011 le squadre di piloti saranno in pista sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi per un evento che concluderà la lunga stagione di gare. L'appuntamento non sarà valido per il campionato Main Serie, già conclusosi a Monza lo scorso settembre, ma si tratterà di una prova che farà da contorno al Gran Premio di Formula 1 degli Emirati Arabi. L'appuntamento di Abu Dhabi avrà un programma in linea con gli appuntamenti del GP2 Main Series. Le attività in pista inizieranno venerdì con la sessione di prove libere ed il successivo turno di qualificazione, mentre sabato 12 novembre è in programma la prima gara del weekend e domenica 13 novembre la corsa che concluderà l'evento di Yas Marina.